Buon pomeriggio, non abbiamo tempo da perdere, quindi ringrazio gli organizzatori, ovviamente l'università, ringrazio i presenti e mi scuso con gli autori delle 35 relazioni che ci siamo divisi non su un criterio cronologico o geografico, perché non era possibile, io credo, ma con un criterio, se vogliamo, basso e alto. Io mi occuperò maggiormente di aspetti, chiamiamoli intrasito, lasciando a Fabio il più difficile compito di ragionare di economia, territorio, ambiente, come si può desumere da quelli che sono gli oggetti dei nostri contributi. Io credo che sia una sessione importante perché sappiamo quanto i manufatti di cui si parla, ma i manufatti immobiliari in particolare, sono qualcosa che pesano molto sul nostro lavoro, come magazzino, come tempo, come possibilità di arrivare a delle pubblicazioni in dei tempi ragionevoli. Uh, Archeologia medievale sono più rappresentate di altre, la Toscana e la Puglia, guarda caso. Però abbiamo anche contributi da regioni esterne, ma c'è qualche vuoto e qualche... il centro Italia, per esempio, è ben rappresentato e regionalmente più frammentato, diciamo, ma comunque ci sono molti contributi. Le relazioni coprono tutto l'arco cronologico di diversi secoli, ho tentato di fare un po' di quantificazioni, anche se ci sono davvero due cluster, ci sono un gruppo di relazioni alto-medievali che arrivano magari al X-XI e un gruppo basso medievali che dall'11° magari partono per poi arrivare anche all'altro ieri. E non si vede forse bene il grafico in basso, ma ci sta a significare con quella serie di istogrammi che la maggior parte delle relazioni sono relative a ricerche degli ultimi anni, degli anni 20 di questo secolo. Qualche relazione riprende però materiali vecchi anche di 50 e più anni. E questo non lo vedrei né come pregio né come difetto. La gran parte delle relazioni sono imputabili, diciamo così, a universitari, professori, associati, dottorandi, ricercatori a vario titolo. Un piccolo numero esiguo, e qua io vedo un problema di fondo, è riconducibile a studiosi di sovrintendenza o di musei locali, diciamo, con una collocazione diversa, e un quarto quasi a ricercatori che io ho definito come indipendenti, perché sono come me, perché sono indipendenti, chiamateli liberi, ognuno si chiama come gli piace, però diciamo meno strutturati di altri. Questo un po' ha un effetto sul tipo delle ricerche. Perché? Perché, ecco, una cosa che devo dire all'inizio. Mi scuso perché generalizzerò tantissimo. Quando dico sempre, voi pensate quasi sempre o abbastanza. Ma io non posso dire quasi sempre abbastanza quando io dico sempre e sarà quasi sempre o prevalentemente. Gli universitari sempre, prevalentemente, scavano siti abbandonati e quindi non scavano città vive. Quindi non avremo contesti urbani di materiali da contesti urbani. I ricercatori indipendenti, poveri di denari, spesso non scavano e fanno attività di superficie, di controllo del territorio, di survey, di cose che si inventano magari in maniera brillante. E quindi la gran parte dei contributi sono relativi a scavo, materiali di scavo. Ricordo che la sezione è produzioni, commerci, consumi. A farla da padrone sono le ceramiche. E quasi la metà dei contributi parlano di ceramiche, pochi parlano un po' di più di metalli, di resti vegetali, ma sui resti vegetali necessita una nota. Quei contributi sui reperti naturalistici sono tutti, non è presente, ma diciamo a firma Girgi Fiorentino, che conosciamo. E questo lo vedo un po' come una pecca. Brava quella scuola a essere così presente,
ma che in tutta Italia non ci sia un altro che guarda qualcosa di naturalistico, non credo sia un aspetto positivo. Però così è. Le 5 pagine bianche sono le 5 pagine che avevano a disposizione gli autori dei contributi per tentare di mettere tutto il possibile, e 5 pagine sappiamo che sono proprio poche. Quindi qualche difetto che mi verrà da rilevare qua e là, io lo imputerei non agli autori, ma alle poche pagine. Peraltro, nei volumi sono i contributi organizzati in ordine alfabetico e noi ci hanno accompagnato per gran parte di agosto questi contributi, e letti e riletti, ne abbiamo discusso anche con altri, però no, è stato un bel agosto, ma diciamo abbiamo avuto compagnia, cioè di tanti che, che gli fischiavano forse le orecchie, ma non è importante. Almeno 22 dei 35 contributi hanno una caratteristica: se fossero stati impaginati in una maniera diversa, sembrerebbero i capitoli di una monografia, come se gli autori si fossero messi d'accordo. Una monografia con un capitoletto introduttivo che c'è sempre, storie e ricerche, e poi riordinati, ceramiche grezze, depurate, acrome, anforaci, maioliche, tutte le classi che si trovano in una tipica monografia di sito. Le conclusioni sono sempre di una prudenza sconcertante. Sempre, non è vero, quasi sempre rinvio a future ricerche. Nessuno dice potremmo fare meglio, ma il senso è un po' quello. Diciamo approfondimenti e via così. 5 pagine portano forse a delle conclusioni di questo tipo. Non abbiatevene a male, ma si sa. Io ho pensato di fare scorrere rapidissimamente, per non citarli, i titoli estrapolando una parola da ognuno di questi. Un gruppo di contributi hanno come caratteristica di presentare dei dati inediti o nuovi. Li vedete, vado veloce proprio perché altri dati, nota preliminare. Poliespressività è una voce che in un contributo di Cristina Menghini è forse l'unico che mette in relazione materiali diversi fra loro, maioliche e ceramica comune, e quindi c'è questo. Gli ho concesso 2 parole, spunti, ma anche questo mettere in connessione materiali diversi. Si parla ovviamente di oggetti di varia natura, di oggetti che pongono problemi diversi, ovviamente gli aspetti tipologici. E su questo ora dirò qualcosa, quindi di classificazioni. Da questo gruppo di contributi io che cosa ho dedotto? Che le tipologie e classificazioni presentate sono quasi sempre solo formali. Quasi sempre si parla di materiali per istituire un confronto con qualcosa di già datato, di simile che c'è da un'altra parte. Le varianti non vengono mai discusse, come a mio avviso le varianti dei tipi sono una di quelle cose che dovrebbe far scattare una lampadina su cui focalizzarsi. Mi sembra invece che ci si focalizzi a riconoscere i tipi, espungendo le varianti dalle 5 paginette perché magari porterebbero via tempo. Il ricorso all'archeometria è drammaticamente sporadico. Qualche relazione, c'è qualche riferimento, qualche radiocarbonio, ma l'archeometria non è quasi mai usata se non per le indicazioni di provenienza. Con l'archeometria, anche parlando di ceramica, al giorno d'oggi si può fare anche altro, lo sappiamo tutti, ma qua non compare. Non si discutono quasi mai abbastanza, mettete il vostro contributo fra quelli che lo fanno, tipologie funzionali. Il rapporto funzione-significato è quasi solo accennato. Per esempio, è accennato anche quando forse non servirebbe, nel caso delle lucerne, più o meno sappiamo, però lì, per esempio, un pochettino ci si ragiona ed è positivo questo fatto. Andiamo avanti. Alcuni contributi diversamente, poi un po' diversamente dai precedenti, mettono maggiore attenzione ai contesti: contesto ceramico, un fossato,
la mensa dei monaci, un pozzo che sappiamo, reperti e contesti. Non sono sempre contesti tutti fortunatissimi, alcune associazioni sono davvero poverissime, ci sono articoli che trattano di 10 o 20 frammenti o oggetti, ce ne sono alcuni che trattano di migliaia di frammenti o oggetti e chiaramente che cosa si può ricavarne un pochettino cambia o cambia molto. Altre considerazioni generali. Alcune associazioni sono poverissime, le ho dette, altre sono addirittura rimescolate o frutto di raccolte selettive, quindi non controllate. Se si quantificare sembra una roba da naturalisti. Solo i naturalisti fanno numero minimo, o quasi solo i naturalisti fanno numero minimo di individui. Le tabelle sono la statistica, non sembra roba da archeologi, e ci sono contesti buoni e non buoni. Un'altra cosa che mi ha colpito è che in quasi tutti i contributi si discute una classe di materiali senza tener conto delle altre del medesimo sito. C'è nessuno che per esempio accoppia ceramiche da cucina e ossa, che la carne l'avranno cotta bene nelle pentole, voglio dire, saranno andate assieme. Qualcheduno in un contributo in particolare si accenna a ceramiche e vetri, che anche quelli finivano probabilmente sulla stessa mensa e forse nella stessa discarica, ma normalmente si è scelto le 5 pagine di un materiale alla volta. Di altri caratteri di materiali si accenna pochissimo, c'è un contributo che menziona dei misurini, ma non ne valuta la capacità, lascia al lettore il compito di calcolare quanto il misurino poteva tenere. Forse il misurino era un termine generico, però comunque c'è qualcheduno di questi spunti potevano forse essere sviluppati maggiormente. Gli obiettivi sono quasi tutti sincronici, più che la diacronia. Un contesto grande o piccolo di un periodo e raramente. In un paio di contributi si utilizza il termine cultura materiale sempre come associazione di manufatti. La cultura materiale sono i manufatti, cosa che a me provoca un po' l'orticaria. La cultura materiale sono i manufatti e i saperi, i comportamenti, ma le 5 pagine più di tanto non consentono. Ci sono contributi che affrontano il tema dei significati, delle formule, di ciò che questi oggetti consentono anche non praticamente, e che sono quindi l'unico contributo davvero innovativo che non abbiamo scelto perché è opera di Saggioro e di Dario Monaco, è relativo a una cosa che a me mi ha colpito, per quanto innovativa, lo accenno io, poi Fabio ti potranno fare domande. La presenza di proteine, scusami, su reperti in pietrollare. E quindi che cosa cuocevano in quelle pentole? Quello che, anche se poi le risposte che per ora si sono avute è che cuocevano le cose che bene o male ci aspettavamo. Cioè, va bene, certo, ma è che se avessero cotto dei pomodori, forse o delle carni umane era più interessante ma problematico. Invece hanno cotto bovini, ovini, suini e lui li ha trovati anche in frammenti ossei, l'ha contati, però è interessante perché pone il problema di quanto un tipo di analisi innovativa vada anche ragionata in termini di costi e benefici. Quanto costano queste analisi? Per sapere che cuocevano quello che ho trovato non le faccio più, oppure le faccio perché mi danno dei risultati. Però l'abbiamo escluso per motivi di non ingerenza. Alcuni contributi li lascio maggiormente al racconto di Fabio perché aprono a tematiche extra sito, chiamiamole, quindi importazioni, commerci, analisi archeobotaniche. Quanto tempo ho? Vado. No, ma perché poi voglio dedicare un po' di tempo alla parte conclusiva, ma non voglio dedicargliene troppo, perché bisogna essere bilanciati. Ci sono quindi questi contributi, alcuni saranno presentati, per esempio sulla capitanata medievale, che hanno un'estensione, guardano al territorio oltre il sito più che altri, e ci sono i contributi che ho raggruppato, quasi tutti di ricercatori indipendenti,
senza scavo. Poi definirli frutto di ricognizioni o di studio degli elevati o di sopravvissuto è discutibile, perché che cosa c'è? Ci sono i cantieri del granito di Montecristo studiati da Belcari che possono essere sopravvissuto, ma ci sono le fosse granarie calabresi e le tipologie delle fosse granarie che definirle sopravvissuto forse no, sono conseguenti ad attività di scavo, però questi contributi che faccio scorrere, uno anche relativo alla Liguria, cioè non compariva nella cartina iniziale territoriale perché nell'invio dei vari PDF dalla redazione mi è arrivato dopo, la cartina l'avevo fatta e me lo sono dimenticato di metterlo nella... però c'era anche quindi la Liguria e il Basso Piemonte, sono contributi che puntano, diversamente dagli altri, alla creazione di cataloghi, di corpus, di confronti, e hanno anche la differenza di essere campioni scelti appositamente, cioè nell'isola qui là, gli autori hanno scelto fior da fiore che cosa discutere e cosa no. Chi aveva dei contesti di scavo si è dovuto barcamenare con quello che la stratigrafia gli proponeva. Quindi il mattone in Abruzzo, le pietre da macina di cui sentiremo parlare, e l'opera quadrata. Sui contributi che abbiamo scelto, siamo andati d'accordo da subito, direi, abbiamo scelto anche in base alla raccontabilità, perché alcuni contributi sono a mio avviso molto interessanti, ma poco raccontabili, soprattutto se c'è qualcheduno che gli dice sì, breve, sì, breve. E quindi abbiamo tentato di scegliere quelli più raccontabili, e l'epigrafia friulana era un contributo interessante, giocato in casa, ma diciamo 7 contributi hanno a che fare con le produzioni. E qua un po' giocavo in casa, ma per non sbagliare ho tentato di affidarmi, poi uno le cose, qualche cosa sa, qualche cosa la prossima, qualche cosa deve studiarla per l'occasione. E per non fare brutta figura ho cercato di informarmi. E alcuni contributi sono interessanti e problematici, cioè sono problematici ma in una maniera a mio avviso positiva. Otranto, un sito iconico, ci sono contributi su siti nuovi rispetto a quelli che conosciamo tutti, ce ne sono alcuni eh, relativi a tipo Otranto che tutti conosciamo da tanto tempo, e Otranto, dedicati a Otranto, ci sono 2 contributi, uno in particolare affronta il tema delle evidenze faunistiche, quindi delle cavicchie ossee utilizzate come indicatori di conceria o forse anche indicatori di lavorazione dell'osso. È un contributo sicuramente interessante, le analisi antropologiche delle famose fornaci, quindi i carboni che sono conseguenti a quelle attività, e del ferro nella Toscana medievale ci parlerà Luisa Dallai, è uno dei contributi che abbiamo scelto, una ricerca che va avanti da anni. Francesca Zagari invece affronta il tema della lavorazione del ferro a Grottaferrata, quindi in area laziale, a partire essenzialmente dalle fonti scritte. Poi ci sono le campane. 2/3 contributi dedicati alle campane, un argomento di cui io un pochettino mi sono occupato negli anni perché ne abbiamo scavate una decina e perché di qualche altra mi sono occupato. Credo che tutti questi contributi, perché dico 2 o 3? Perché 2 sono esplicitamente dedicati alle campane. Nel contributo relativo a Monticchio Laghi si parla di fosse, forse fusorie con concotti, ma non si usa mai la parola campana, si accenna area produttiva, si parla di fabbri, si è a pochi metri da una chiesa, e io forse la parola campana l'avrei usata. Magari anche dubitativamente, siamo tutti bravi con i condizionali a metterli assieme, ma lì anche dalla foto, io la fossa da campana mi sembra di vedercela, però anche qua ci saranno dei approfondimenti.
Questi contributi però parto da quello di Redi, perché Redi purtroppo non è presente, lui nel suo contributo, Redi Fosse da Campane le conosce bene, in questo breve contributo rilegge delle stratigrafie scavate da altri per dire che forse potevano essere lette in una maniera diversa da come sono state pubblicate. Questo mi ha obbligato da un lato a leggere il contributo di Redi e dall'altro ad andare a leggere che cosa avevano pubblicato quelli prima. E ho capito una cosa: scavare fosse da campane, secondo me, è la cosa più difficile che possa capitare. Io so che ne abbiamo sbagliate, in fase di post-scavo qualche cosa poi abbiamo capito dopo, in un caso ne avevamo vista una e poi abbiamo capito che erano due, ma ce ne siamo accorti quando lo scavo era finito da molto tempo. Secondo me la cosa più complicata, pubblicarle è complicato quasi come scavarle, se si vuole che il lettore capisca qualcosa. Quindi non è commentabile l'articolo di Redi, non si può dire se ha ragione lui, a mio avviso, o se hanno ragione quelli che l'hanno scavato prima di lui. Pone dei problemi interessanti, per esempio quello che campana non vuol dire chiesa e chiesa non vuol dire campana, le campane possono essere altre altrove, io aggiungerei che fossa fusoria non vuol dire campana, può voler dire statua, candelabro, pannello di porta, e sarebbe bello misure, vasellame, bronzo, può voler dire anche altre cose. Normalmente chiesa, campana vanno abbastanza d'accordo. E nei contributi, secondo me, nella difficoltà di pubblicarli c'è anche un problema di terminologia. Quando usiamo volta, quando usiamo fabbro, pensando al bronzo, quando usiamo forgia, quando usiamo concotto, dobbiamo avere un po' di attenzione, perché concotto mi può nascondere tante cose. E se voglio distinguere Teofilo da Biringuccio devo guardare i frammenti di stampo, che si presentano come concotti, se sono dilavati, se sono frammentari, ancora peggio. Volta, normalmente penso una volta costruita, se scrivo solo volta. Potrebbe essere... Ma secondo me c'è un problema di terminologia e nella fornace di San Galgano, poi avremo modo di parlarne, io credo che non si possa riconoscere un modello Biringuccio 3, anche perché Biringuccio 3 di tutti i modi di far campane è il più caratteristico e difficile. Probabilmente è una Biringuccio 2, roba da cavillosi ovviamente. Io per questo mi sono affidato a Elisabetta Neri. E qua, secondo me, se devo dare un consiglio, se ho un minuto, a chi scaverà o pubblicherà fosse da campane, il libro della Neri è fondamentale, ma non bisogna usarlo per interpretare, perché se no si riporta la propria campana, che è unica, ai modelli di Elisabetta Neri, che sono perfetti, ma sono modelli. La singola campana avrà delle caratteristiche sue, perché c'era una pietra, perché c'era l'acqua che veniva dal fondo, perché gli pioveva sulla testa, non lo sapremo mai, ma sono probabilmente più ricchi di quelle poche canonizzazioni che lei ha sistematizzato in maniera perfetta. Per esempio, mi sembra, a mio avviso, troppo perfetta la stratigrafia interna della fornace di San Galgano. 4 strati perfetti. Dove mettere la campana diventa difficile dal punto di vista. Io credo che bisogna leggere le stratigrafie nelle fosse fusorie guardando al ciclo produttivo, pubblicando tutte le US e facendosi qualche domanda. La campana, la falsa campana era in cera o era in terra? La sagomatura era in fossa o era all'aperto? Non sto a leggere tutto, mi scuso se cito me stesso, ma abbiamo fatto un po' di anni fa, ci sono stati, oltre al libro della Neri, 2 importanti convegni sul tema delle fosse fusorie e delle campane. Abbiamo fatto delle ricerche, diciamo, etnoarcheologiche presso un fonditore. Se si fonde una campana di medie dimensioni, in quella fossa, la fossa è stata riempita e svuotata in maniera non del tutta almeno 3 volte.
per fare il ciclo produttivo. Ci hanno dovuto mettere e togliere 3 volte. Ci sono entrati coi piedi, su quelli che noi poi vogliamo riconoscere come strati unitari, almeno 2 persone 4 volte. Questo nell'arco di più giorni, mentre mangiavano, bevevano, pioveva, gli crollava un pezzo di sezione e l'altro gli buttava qualcosa a complicargli la vita. Accendono 2 fuochi distinti, ma se fanno Biringuccio forse ne accendono 3, se fanno Teofilo forse ne accendono una. Se fanno una cosa che la Neri non ha previsto, lo scopriremo in un futuro prossimo. Quindi qualche considerazione io credo vada fatta in generale. Non ho lezioni da fare, ma credo che siano davvero difficili, bisogna scavarle bene e io non ho dubbi sul fatto che siano state scavate bene e avere a disposizione di più di 5 pagine. Le US vanno menzionate tutte perché il lettore capisca qualcosa, bisogna mettergli un diagramma di Harris, che è una cosa che io odio ma che aiuta, e leggere quel diagramma di Harris, come ci ha insegnato per esempio Massimo Vidale, in relazione a un diagramma di ciclo. Questi sono i passaggi tecnici necessari, queste sono le US e qualche cosa deve tornare. Sono alla conclusione. In generale, per tutte le relazioni, secondo me sono veramente tradizionali, ma tradizionali che la maggioranza di queste potevano essere scritte, scusatemi, negli anni '80. Quando dico tradizionali intendo la minestra della nonna, che per me è la cosa migliore del mondo. Quando dico tradizionale intendo le cose fatte bene che funzionano. Io preferisco la minestra della nonna alla nouvelle cuisine. Però la minestra della nonna tutte le sere, nonna, cioè voglio dire, un, un pochettino di novità ce la potremmo permettere. Le 5 pagine hanno fatto sì che la tradizione abbia prevalso, non tutti allo stesso modo. Soprattutto trattare un materiale distintamente dagli altri. Certamente questo testimonia che abbiamo tutti lo stesso retroterra culturale. Io penso che alcuni contributi potrebbero, se gli sostituissimo le firme, potrebbero spostarsi da un curriculum di uno al curriculum dell'altro senza grandi problemi. E ecco, quello che non so, e non so neanche se sperarlo, è se gli atti Sami sono un campione per produzione, commercio e consumo, un campione attendibile o un campione non tanto attendibile proprio perché questa formula, dovendo descrivere i materiali portano via spazio. Forse più che altre cose, tutti si lamenteranno, chi ha studiato le città, chi ha studiato le sepolture, è inevitabile. Però in questo caso veramente credo che la varietà, la significatività, non il rigore, un po' abbiano patito nelle varie stesure. E qua lascio a Fabio. Scusa. Allora, anch'io, come Enrico, voglio ringraziare le organizzatrici dell'Università di Udine per l'ospitalità e anche per l'invito. E anch'io, come Enrico, parto dalle sue conclusioni un po'. Insomma, Aspetta che esco da qua. Se no, dai collegati oh. vedevano. Un po' partiamo dal fondo, dalle considerazioni sulle 5 pagine. Cioè, 5 pagine che lasciano questo spazio che se, come dire, costringe gli autori e le autrici a una serrata descrizione dei materiali, li costringe anche a rinunciare, forse talvolta, a un lavoro di storicizzazione del dato, no? A una riflessione sul significato che le produzioni, la distribuzione dei materiali poi di volta in volta assume nella ricostruzione della storia economica, perché in fin dei conti, diceva giustamente Enrico, l'archeologia medievale ha vissuto una fase iniziale di costruzione metodologica, di costruzione dei propri paradigmi, però
questo serve anche a fare la storia, e in questo momento come dire, la riflessione anche rispetto alle grandi tematiche storiografiche di storia economica, in qualche modo è una sfida che dobbiamo raccogliere. Allora, vista anche l'eterogeneità dei contributi cui faceva cenno Enrico, io ho cercato una chiave di lettura, perché più di 30 contributi su materiali diversi, su regioni differenti, su categorie appunto differenti. Insomma, io ho cercato di portare un po' la discussione su quelle che mi sembrano essere delle linee storiografiche. E quindi ho preparato un po' un'introduzione, non vi dico breve perché ne parlavo prima con Enrico Cirelli, non si dice mai breve perché poi è esattamente, però vi prometto che insomma cercherò di essere da questo punto di vista più sintetico possibile. E partendo da un punto, che cioè la storia economica del Mediterraneo medievale è stata rinnovata da una serie di studi che hanno messo in discussione sia i grandi paradigmi novecenteschi, sia le teleologie evolutive che tendevano a descrivere il Medioevo come il percorso lineare dal declino alla rinascita, no? Ecco, e io ho preso una serie di autori e i contributi li ho incastrati un po' in queste riflessioni, come Michael McCormick, Chris Wickham e David Abulafia, che hanno un po' negli ultimi 20 anni riformulato i termini stessi del dibattito, un gioco, diciamo così, che hanno saputo valorizzare nuove fonti, hanno usato metodologie interdisciplinari anche come spunto di riflessione per noi, ecco, per confrontarci con queste problematiche, con queste tematiche, guardando in questo gioco i contributi che sono stati presentati su una scala magari un po' più ampia. Ecco, io voglio sottolineare innanzitutto McCormick, come l'ho usato qui. Ecco, McCormick, io faccio riferimento al suo volume sulle origini dell'economia europea, che tutti conosciamo. Ha proposto, lo sapete, una rilettura radicale della transizione tra tarda antichità e alto medioevo. Ha ricostruito attraverso dati archeologici, documentari, epigrafici, le reti di circolazione dei traffici, ma anche, vedremo, beni e persone tra IV e IX secolo. Quindi mostrano sì la contrazione dei traffici mediterranei, i suoi studi, fu reale, ma non fu totale. Si mantennero circuiti regionali, viaggi diplomatici, scambi anche legati alla dimensione, diciamo, culturale e religiosa, e traffici che lui definisce minori, o meglio definiamo minori, che continuarono a tessere e a mantenere questo filo di connettività. L'economia alto medievale, no, McCormick ci ha mostrato che appare meno isolata, più articolata, in linea con i segnali materiali forniti da ceramiche, anfore e reperti numismatici. L'opera di Wickham, no, anche recentemente sull'ultimo volume che ha fatto dell'Asino e il battello, ha segnato un grande snodo decisivo, forse è stata meno, cioè è stata più sfruttata, come vedremo, ma meno colta nella sua dimensione di storia economica mediterranea. Solo l'ultimo volume forse è più esplicito in questo. Se però partiamo da Framing the Early Middle Ages, no, egli sostiene cosa? Che l'economia europea mediterranea fra V e XI viene caratterizzata da un forte radicamento locale, no? Quindi sistemi signorili, economie contadine, mercati regionali. Ecco, Wickham non nega l'esistenza di scambi a lunga distanza, sottolinea però che furono secondari rispetto all'autosufficienza rurale e al prelievo signorile pubblico, e questo aspetto, no, emerge molto, molto bene anche nel suo ultimo volume. Ecco, la sua è una lettura di tipo materialista, marxista, totalmente, ecco, che cerca di spiegare dinamiche economiche non solo con la connettività mercantile, ma con la struttura dei rapporti di potere, il ruolo della fiscalità, no, e la capacità produttiva delle campagne. Di segno diverso è la prospettiva invece di Abulafia. Se voi leggete appunto l'Asino e il battello, insomma, anche lì ci sono le critiche e un serrato confronto su queste tematiche, soprattutto nel volume del The Great Sea, no? Abulafia privilegia la dimensione marittima e mercantile, presente al Mediterraneo come spazio di connettività continua, anche se variabile in tempi e modi. E non ci dilunghiamo su questo perché poi conosciamo questi aspetti, però sono state le tre lenti con cui ho cercato di collocare i contributi. E quindi transizione lunga di McCormick, primato del locale di Wickham e il Mediterraneo connesso di Abulafia. Così lo semplifichiamo. Prospettive che non si escludono, ma ovviamente che si intrecciano.
E il quadro che emerge in questo senso è quello di un Mediterraneo medievale, un'Italia anche come sistema complesso e multilivello, in cui tutte queste letture rappresentano tre lenti analitiche complementari. E l'archeologia in questo senso ha fornito, lo vediamo in tutti questi autori, in maniera diversa utilizzano l'archeologia. Anche recentemente tutta una serie di cose legate alla storia economica continuano a utilizzare il dato archeologico, non sempre, questo va detto agli amici storici delle fonti scritte, non sempre con consapevolezza e del dato archeologico a livello interpretativo. Questo è un elemento che forse bisognerebbe porre con maggiore anche attenzione, perché gli storici hanno talvolta, non tutti, ma una parte, un po' una leggerezza interpretativa nell'usare il dato archeologico, cioè non capiscono il contesto, la differenza, cioè per loro ceramiche da una parte piuttosto che dall'altra è la stessa cosa. Ecco, invece non tutti i contesti sono uguali e ci rappresentano lo stesso tipo di informazioni. E ecco, in questa prospettiva possiamo giocare con alcuni dei contributi, fornendo alcuni inquadramenti per ragionare su queste tematiche. E parto da uno studio che ha già citato Enrico, che anche a me è piaciuto molto, quello caso di Otranto, sull'area artigianale di Otranto, cantiere Mitello, questo contesto di VII-IX secolo, che documenta un complesso produttivo extramoenia con fornaci da vasaio, ambienti di lavoro e collegamenti diretti al porto. Un contesto appunto che raccoglie in questa sede due contributi, quello di Abatino Imperiale e poi di Grasso Imperiale Stella Fiorentino, e dove vengono analizzate anche diverse tipologie, dai resti faunistici, quindi ovi-caprini, bovini, suini, Enrico citava le cavicchie di corno, ma ci sono anche le scorie metallurgiche e ci sono le analisi antropologiche e degli impasti ceramici, un po' che ci aiutano a capire a un primo livello l'uso delle risorse locali che vengono integrate in questi contributi, no, in una rete di scambio più ampio. Ecco, questo nella prospettiva a cui vi accennavo prima, quanto abbiamo descritto, Otranto riflette un primo livello, no, ci parla di un radicamento locale, di un'economia in primo luogo locale, allevamento, artigianato, che sono basati su risorse vicine, no? Mi pare che sui rapporti di potere la riflessione potrebbe essere ancora aperta e approfondita, però questo si aggancia molto bene, è un caso che si aggancia molto bene al porto e alle anfore bizantine, che rivelano invece l'inserimento nella connettività adriatica. E quindi abbiamo un doppio livello che è un caso interessante perché appunto ci connette una dimensione locale a una dimensione più ampia e in questo senso sta dentro quei nodi di resistenza tra tardo antico e alto medioevo di cui ci parlava anche Michael McCormick. E questo appunto possiamo dire che è un contesto che contribuisce a illustrare questa lunga transizione anche con la ridefinizione nell'VIII-IX secolo delle merci, della distribuzione delle merci, delle produzioni, eccetera. E in questo senso, su questa scia, mi sembra interessante, indubbiamente interessante, anche lo studio fatto da Maria Teresa Foscolo sul caso di Giovinazzo. Ecco, rilegge materiali ceramici rinvenuti qui nel 1983 e mette a fuoco una trentina di frammenti di contenitori da trasporto. Adesso non ci dilunghiamo perché poi è meglio lasciare spazio al contributo e queste cose le vedrete, poi le leggerete. Però il caso, in questo caso, scusate il bisticcio di parole, di Giovinazzo è interessante perché ci mostra un sito integrato in una rete di approdi minori che sono funzionali alla ridistribuzione di merci verso l'interno tramite la viabilità rurale e fluviale. Quindi oltre a Otranto abbiamo anche questa realtà, diciamo, più piccola. La sequenza suggerisce una continuità di frequentazione costiera dal tardo antico all'alto medioevo. Ci mostra la centralità in qualche modo delle economie locali con piccoli scali inseriti in circuiti regionali che sostengono comunità costiere e rurali senza necessità di dipendere da grandi porti. E questo è un elemento su cui un po', insomma, la riflessione è già da tempo in corso, ma mi pare utile sottolineare.
Le Afriche poi, scusate, le anfore orientali, africane e adriatiche sono anche prova concreta di una connettività mediterranea a multilivello. E da questo punto di vista possiamo anche collocare il contributo di Napolitano e Bogdani, che presentano invece i risultati delle indagini sulla Basilica di Ciflic con Ispolle in Albania meridionale. È un contesto, diciamo, tra VI e XI secolo, situato in una posizione strategica lungo le vie che collegavano l'Epiro con il canale d'Otranto, e gli scavi hanno restituito ceramiche comuni da cucina e da mensa, anfore da trasporto, frammenti di invetriate che attestano una frequentazione continua da tardo antico a medioevo e rimandano a flussi mediterranei di olio, vino e salse, secondo l'interpretazione degli autori, e mentre i prodotti grezzi locali sembrano testimoniare la vitalità di almeno una parte delle officine regionali. Questo è un caso che ci può mostrare una comunità ecclesiastica insediativa che è capace di integrare consumi quotidiani con beni di importazione, riflettendo il ruolo della Basilica come nodo religioso, sociale e logistico. Questo, insomma, per l'area adriatica diventa se lo descriviamo con questi tre casi, un modello, tra virgolette, un sistema abbastanza interessante. Ecco, un contributo che però possiamo inserire in questo dibattito credo possa essere quello su San Vincenzo al Volturno, di Agroa e Marazzi. L'abbazia di San Vincenzo, nota a tutti, no? Ha restituito ceramiche islamiche di importazione, fasi IX-X secolo, con un'ultima fase che è evidenziata molto bene da Federico Marazzi alla fine del X, inizi XI. E il ritrovamento di un contesto monastico appenninico mostra in questa prospettiva, a mio parere, la penetrazione di circuiti mediterranei in aree lontane dalle coste. Qui, rispetto ai casi che mostravo, di cui parlavo prima, abbiamo una penetrazione verso l'interno, e se le abbazie di qualche modo restano, secondo certe tradizioni storiografiche fondate sull'economia contadina, il consumo, l'arrivo di queste ceramiche segnano in realtà rapporti sociali, politici, economici, che, per usare Abulafia, no, vedrebbe la forza della connettività mediterranea in tutta la sua espressione, cioè raggiunge le parti più interne, merci islamiche che raggiungono l'interno appenninico. E questo potrebbe anche consentire di interpretare un quadro che proverebbe una continuità delle reti nel IX secolo ancora, e non di isolamento territoriale, come ancora alcuni autori, non sempre archeologi, ogni tanto tendono un po' a voler sottolineare. Per certi versi è molto promettente lo studio del monastero di Monticchio Laghi, di cui vengono appunto presentate una serie di ricerche, una rilettura, ecco, soprattutto di fasi che appartengono al basso medioevo, ma che potrebbe essere uno di quei contesti ulteriori a confronto per caso, simile a San Vincenzo, no? Come dinamica e come tipologia. Sul tema dei centri religiosi però vorrei sottolineare anche il contributo che riguarda l'area pugliese di Anna Surdo, che presenta due classi di oggetti liturgici che sono stati rinvenuti a Pietramonte Corvino sui Monti Dauni, in provincia di Foggia, una quadrangula bronzea e alcuni crocifissi smaltati di Limoges che sono databili tra il XII e il XIII secolo. La quadrangola è uno strumento rituale quadrangolare con decorazioni a rilievo, lo vedevate prima in una delle immagini, probabilmente utilizzate in contesti cerimoniali processionali. I crocifissi invece appartengono alla produzione limusina, diffusa in Europa attraverso reti commerciali e religiose che mettevano in relazione Francia centro-meridionale con l'Italia meridionale. Questo dato, questo elemento, il contesto di ritrovamento, che è connesso a insediamenti rurali e religiosi dei Monti Dauni, mostra anche qui la capacità di un'area interna appenninica di accedere a beni liturgici di prestigio, veicolati attraverso anche circuiti di lunga distanza. Ecco, l'insieme contribuisce a delineare la dimensione materiale del culto e anche il radicamento di una cultura liturgica occidentale, diciamo, in aree, tra virgolette, periferiche. Quindi abbiamo queste connessioni molto complesse e gerarchizzate che emergono dai vari contributi, se li andiamo a leggere, come dire, un po' più a sistema. Ecco, a questi interventi vorrei ora, tra virgolette, opporre, o meglio, affiancare
altri interventi che mostrano produzioni ceramiche e materiali d'uso domestico, grosso modo tra VIII e XI secolo. Qui sì, secondo la visione di Wickham, la comunità rurale sviluppa una dimensione economica locale, no? Con repertori funzionali, contenitori da fuoco, stoviglie e scambi che si rivelano per lo più a corto raggio. Ecco, gli scavi, per esempio, nel sito fortificato di Broili, il Leggio, che è un Broili. Broili, sono un caso interessante, l'articolo di Cagnan, Maritain e Antonelli, datati da più campioni, tra l'altro questo sottolineo a radiocarbonio, che è una cosa insomma, utile perché almeno mettiamo dei punti per quanto possibile fermi su queste tipologie anche di materiali, e sono relative a un episodio di incastellamento. Ora, la sequenza è molto interessante, per certi aspetti insomma è un caso un po' tipico, capanne, silos, poi lo sviluppo di 2 torri. Non ci dilunghiamo, però il sito mostra un quadro di consumi sostanzialmente rurali, con scambi che sembrano essere a corto e medio raggio e segnali di riorganizzazione territoriale legata soprattutto a poteri signorili e dico ministeriali, ma nel rapporto che è stato suggerito da Aurora Cagnana con il patriarcato di Aquileia. Per la prospettiva di Wickham questo è un caso scuola, in qualche modo, no? Base contadina, prelievi signorili, strutturano in qualche modo i consumi di questo insediamento. Ecco, il castello si inserisce quindi in mercati regionali senza apparentemente dipendere da connessioni a più lungo raggio. E potremmo dire che una parte non irrilevante dei contributi, senza esplicitarlo, tende a riconoscere una visione della storia economica che ha questa dimensione locale, che lavora molto sulle produzioni dei territori, e questo forse è anche legato alla profonda influenza degli studi stessi che Chris Wickham ha fatto nel contesto italiano e del suo impatto sulla nostra riflessione. Queste evidenze appunto incarnano soprattutto economie contadine che sono centrate sul locale, che sembrano essere, cioè, con modeste aperture verso l'esterno. E questi siti, questo sito friulano, come altri siti dell'Italia settentrionale, appaiono per certi aspetti, qui apro una parentesi, a me insomma sembrano microecologie che interagiscono però tra l'area alpina, la pianura e le rotte adriatiche. E se forse per la pianura e le rotte adriatiche, diciamo in qualche modo, abbiamo una quantità di studi ormai abbastanza, non dico consistente, ma matura, forse sull'area alpina abbiamo molto lavoro da fare per capire anche tutto il problema legato alle risorse che vengono dalle Alpi. E le Alpi sono forse uno degli spazi su cui la ricerca dovrebbe in futuro più investire. Dovremmo cominciare a guardare le Alpi come fossero il mare Adriatico, in qualche modo. Il tema però della produzione locale e territoriale, appunto vi dicevo, è presente in vari contributi. Lo scavo della chiesa all'interno del castrum di Rupe Canina, ad esempio, nell'articolo Frisetti di Cosmo, ha portato alla luce un insieme significativo di ceramiche medievali inedite, databili tra XI e XIII secolo, olle, catini, anforette da trasporto, eccetera. La posizione del castrum è un nodo strategico lungo le vie che collegavano il Tirreno all'interno appenninico, e anche qui molto interessante questa connessione tra le aree, diciamo così, interessate dai flussi commerciali a più lungo raggio e le aree più interne, cioè questi siti, diciamo, che mediano in qualche modo i flussi, ma che sono allo stesso tempo anche spazi di produzione. E questo è un elemento interessante perché, insomma, queste ceramiche, questo sito vede la copresenza di ceramiche di produzione campana accanto a manufatti locali e si ipotizza l'esistenza di una tradizione autonoma legata in qualche modo a quest'area, tradizione produttiva. Ed è interessante appunto per lo sviluppo delle produzioni legate alle signorie, anche nei vari territori. Per certi aspetti, non mi dilungo adesso, anche il saggio di Ganimè della Salvia sul caso di Castelseprio si lega e guarda ha questo sguardo sulla presenza di officine locali, anche officine che producono per un lungo periodo, quindi produzioni locali che restano
stabili e poi si diversificano magari nei sistemi produttivi. Ci sono varie ipotesi da questo punto di vista. Ecco, un altro caso molto interessante è rappresentato dal contributo di Antonino, quello che citava prima anche Enrico sulle lucerne. Anche qui lo trovo molto interessante perché le analisi petrografiche e chimiche sembrano confermare l'uso di argille subappennine alluvionabili disponibili in loco, e perché queste produzioni, che ovviamente svolgevano funzioni pratiche, rituali, simboliche, però sono imitazioni di forme provenienti dall'area mediterranea e vengono tuttavia prodotte a livello locale. Quindi c'è questa connessione tra modelli provenienti da fuori e tuttavia le produzioni locali. La datazione ovviamente di questi contesti è IV-VI secolo, però ci aiuta anche qui a capire la fondamentale connessione tra gli spazi delle produzioni, la circolazione dei modelli e anche poi la circolazione dei prodotti. Da questo punto di vista, sorvolo su alcuni contributi che si collocano ancora in questa linea, come quello di Laura Soro per il sud della Sardegna, ma faccio un cenno rapido, per esempio, al contributo di Tacconi e Meloni, che studiano un gruppo di fibbie reliquario databili tra VI e VII secolo, provenienti da contesti longobardi e bizantini, che sono caratterizzate da iscrizioni invocative incise o fuse. Ecco, anche questi manufatti sono estremamente interessanti per capire le connessioni culturali e liturgiche tra i vari mondi europei e mediterranei. E forse, ecco, da questo punto di vista l'analisi in qualche modo all'inizio e potrebbe allargarsi anche a altre considerazioni, a considerazioni più ampie. Ci sono varie interpretazioni, suggerisco da questo punto di vista, anch'io ho guardato un po', suggerisco, come dire, di tenere aperte tante ipotesi per quanto riguarda l'interpretazione di questi manufatti che sono stati studiati recentemente anche da autori d'area francese e tedesca. Poi c'è il nodo del basso medioevo. Sulla fase finale del medioevo i contributi, che sono alcuni indubbiamente di grande interesse, singolarmente per i dati che vengono esposti, fanno più fatica a collegarsi alle riflessioni storiografiche sul tardo medioevo. Sicuramente. Un po' per la difficoltà che abbiamo come disciplina, che abbiamo avuto di dialogare con maggiore efficacia con i temi storiografici del basso medioevo. Cioè il dialogo anche con gli storici è sempre stato molto forte sui temi alto medievali e sulla parte del basso medioevo, sulle grandi tematiche, per esempio quelle del 300, solo diciamo in anni recenti si è cominciato a sviluppare un dibattito e un dialogo stretto da questo punto di vista tra archeologi e storici, e questo fa sì anche che l'archeologia su questi aspetti probabilmente debba ancora maturare uno sguardo più ampio anche nelle connessioni che certe tipologie di materiali implicano sia dal punto di vista delle distribuzioni che poi anche per le funzioni o i significati sociali. Cito il pozzo di Campo della Fiera, l'intervento di Stella, Grasso, Leone e Fiorentino, perché è un contesto che ci aiuta anche qui attraverso le analisi xilologiche a capire l'uso di essenze locali, il ritrovamento di questi oggetti all'interno del pozzo, la presenza del bosco misto, attestano pratiche domestiche, agrarie, artigiani, con segnali di vitivinicoltura, tappi, sostegni, cioè questo è un elemento, citava prima anche Enrico, sull'ambiente veramente importante. C'è stato anche in altre sezioni, è stato trattato, ma è un tema centrale perché
ci aiuta a capire molto della risorsa ambientale, che è una delle risorse principali del passato, delle società preindustriali. E anche qui segue a ruota sempre Fiorentino Colella sulle indagini archeobotaniche su San Galgano, a cui si riferiscono anche contributi legati ai corredi ceramici, così come quelli su Monteriggioni, sui vetri. Ecco. Vado però a concludere, anche perché così lasciamo spazio agli interventi e poi al dibattito. Ecco, vorrei in questa prospettiva riflettere un po', portare l'attenzione sulla profonda necessità di lavorare non solo sulle connessioni, ma sui mezzi di produzione e sulle risorse, ovvero sui processi che interessano i prodotti, sia che essi ricadano sui mercati locali o sovraregionali. Nei contributi che sono presenti noi abbiamo questo esercizio nel ritrovare le connessioni, le comparazioni, le distribuzioni dei materiali, abbiamo l'attenzione locale, ma lo notava anche prima Enrico, il processo di produzione, cosa comporta il processo di produzione anche in termini di risorse, di combustibile, per esempio, che hanno analizzato molto bene a Otranto, è un tema, cioè per capire anche quanto costa produrre un determinato prodotto o una serie di prodotti. Ecco. Quindi l'aspetto della produzione inteso come processo che va dalla gestione delle risorse alla trasformazione dei manufatti, a mio parere necessita sempre più di indagini mirate, e se alcuni contributi hanno cominciato a lavorare su questi aspetti, credo che sia un elemento fondamentale, diciamo, lavorare ulteriormente su approcci più archeometrici, più analitici, anche più quantitativi, ecco. Dopo vedremo sul tema ambientale il lavoro anche della Capaitanata e su questo, diciamo così, è necessario un supplemento di riflessione, perché anche le ceramiche necessitano di risorse ambientali per essere prodotte, no? E questo ha un costo in qualche modo per il paesaggio, comporta una trasformazione dei paesaggi. I rapporti sociali di potere che sono connessi a questi cicli sono ancora in larga parte legati a riflessioni storiografiche che emergono da alcuni contributi un po' datate, forse anche preconcette, legate soprattutto a modelli che sono stati elaborati sulla base delle fonti scritte. E quindi ci sono indubbiamente possibilità, sia lavorando su produzioni e distribuzioni locali, sia lavorando sui temi legati alla circolazione dei materiali in termini più ampi, di capire tuttavia meglio i processi, soprattutto con i sistemi archeometrici, approfondendo queste tematiche, cominciando a costruire una riflessione storiografica un po' più organica, ripeto, basata su quantificazioni, misurazioni e dati, che non vuol dire solo il conteggio dei reperti, ma anche le caratteristiche proprio compositive e materiali degli stessi. E in ultimo uno sguardo sul basso medioevo, non solo legato appunto alla classificazione delle tipologie, ma anche alle implicazioni e ricadute politiche e sociali dei prodotti. Grazie. Grazie, vi assicuro è l'ultima volta che siedo qui. Sono seconda solo a Enrico Cirelli, credo, come presenza in questo tavolo. Qui però, a differenza di ieri, assumo tutte le responsabilità del caso perché sono solo io e soprattutto premetto che, come dire, questo intervento non vuole essere assolutamente esaustivo, non vuole mettere la parola fine a un problema che chiunque abbia avuto a che fare o ha a che fare con lo studio delle murature prima o poi ci si è imbattuto, e che è quello appunto della ripresa, del recupero della cosiddetta opera quadrata in età basso medievale, diciamo dall'11° grosso modo in poi. Una prima considerazione, prima di tutto perché? Perché è un problema sicuramente complesso e quello che vi dirò forse vorrebbe rendere abbastanza la complessità dell'argomento, e quindi come tutte le cose complesse non ha soluzioni semplici.
Quelle che vi proporrò sono molto semplici secondo me, ma che potrebbero aiutare un pochino a riaffrontare il problema. Una premessa dal punto di vista tecnico che mi sento di fare, perché molto spesso quando leggiamo bibliografie su queste murature è un elemento che non sempre emerge, e cioè che l'opera quadrata di questo, quello che noi oggi diciamo opera quadrata, in pieda squadrata, insomma poi anche i modi con cui si esprimono diciamo i vari studiosi non sono nemmeno tutti uniformi e conformi, ha in molti casi molto poco a vedere con l'opera quadrata delle età precedenti, perché diciamo quasi mai si tratta di un'opera quadrata composta da blocchi ben squadrati in spessore di muro, ma nella maggior parte dei casi il problema è che, soprattutto se sono strutture ancora conservate in elevato, capire in che cosa consiste il nucleo, di che cosa è fatto, in che modo spesso non è valutabile. E questo ai fini della comprensione del valore di questa muratura ha delle ripercussioni importanti sulla sua produzione, perché è un conto che parliamo di blocchi di opera quadrata in cui tutte le facce vengono lavorate perfettamente in modo ortogonale, un conto che ci sia un nucleo e che quindi le altre facce, non quelle che compaiono logicamente sulle superfici murarie, debbano essere necessariamente lavorate allo stesso modo. E anche per questo sappiamo bene che il discorso di costi, di trasporti e quant'altro cambia sostanzialmente. Purtroppo, diciamo, nella maggior parte dei casi non è facile anche fare questa breve valutazione, che però è fondamentale per il discorso che farò. Le mie riflessioni partono dallo studio di... È sparita un'immagine qui dal PowerPoint, non so per quale motivo. Qui a fianco ci dovrebbe essere, avevo inserito una bella foto di Cencelle, ma non c'è più. Vabbè. La localizzazione però di Cencelle su in alto la potete vedere tutti, perché queste mie considerazioni partono da situazioni di scavo che mi sono trovata a affrontare negli ultimi ormai pluriennali campagne di scavo, e che vengono dai due siti che poi significativamente si trovano diciamo ai due estremi quasi dell'Italia centrale, da una parte Cencelle, dall'altra la cattedrale di San Pelino a Corfinio, quindi due contesti geograficamente molto distanti, apparentemente potrebbero non avere nessun collegamento tra di loro, però il fatto che sono due contesti che sono stati oggetto di scavo mi permettono di ragionare del problema su murature alle quali possiamo affiancare una stratigrafia orizzontale che quindi ci aiuta anche nella lettura delle murature, che cosa non sempre avviene. Parto dal contesto del complesso valvense di San Pelino, la cui costruzione è collocata storicamente, perché abbiamo le fonti, il Cronicon Casaorense che ci parla dell'avvio della costruzione nel 1075 da parte del vescovo Trasmondo, e una epigrafe ancora murata nella chiesa di San Pelino che ne dà la consacrazione al 1123. Il complesso oggi è così composto dalla torre di Sant'Alessandro, dall'oratorio di Sant'Alessandro e dalla chiesa di San Pelino. Sicuramente la prima parte del progetto riguarda, probabilmente il progetto è unitario, però poi la costruzione, per quello che ci è dato vedere oggi, è avvenuta a partire dalla torre di Sant'Alessandro, dell'oratorio, e poi si conclude con la realizzazione della chiesa di San Pelino, perché alcune differenziazioni, soprattutto nella decorazione architettonica, logicamente rimandano a cronologie un pochino differenti. L'importante è che per questa costruzione, oltre alle fonti, abbiamo l'individuazione del cantiere che ha prodotto questa costruzione, per cui abbiamo molti elementi, alcuni che ci permettono anche di ragionare meglio sull'aspetto della muratura, perché abbiamo ritrovato a piedopera gli strati con tutto lo scagliame della lavorazione dei blocchi che vanno a costituire la muratura, tra cui anche, come vedete, un frammento non messo in opera della decorazione della terminazione arcadelle che sorregge, diciamo, la linea del tetto, oltre anche alle buche per il posizionamento di un argano per sollevare i blocchi nella costruzione, quindi diciamo
lo scavo ci ha permesso di aggiungere agli aspetti, diciamo, delle fonti anche molti dati pratici di come l'opera è stata realizzata. È un'opera in blocchi perfettamente squadrati, praticamente è quasi impossibile fare i prelievi delle malte per la connessione assolutamente perfetta dei pezzi. Fortunatamente in un foro, diciamo, realizzato all'interno dell'edificio, come potete vedere in questo caso, scusatemi, indietro, si vede anche che in questo caso c'è un sodo murario interno, quindi comunque non siamo in presenza di un'opera piena, di muratura piena, ma i blocchi infatti sono, diciamo, ben lisciati e perfettamente lavorati sulla superficie, un po' meno sugli altri lati. Questa muratura, tra l'altro, contiene come caratteristica peculiare anche il reimpiego di splendidi materiali romani, che sono stati in alcuni casi, come vedete in questo, probabilmente anche rilavorati prima della posa in opera all'interno della nuova struttura. Il materiale è di provenienza locale, le cave sono state individuate a non molta distanza dal cantiere e i dati che provengono appunto dalla stratigrafia orizzontale ci permettono chiaramente di capire che comunque la lavorazione finale, probabilmente contestuale alla progressiva costruzione delle pareti, è avvenuta in loco. L'altro contesto è quello di Cencelle. Qui invece le indagini hanno riguardato una delle aree centrali della città fondata da Papa Leone IV alla metà del IX secolo e riguarda l'area dove è stato riconosciuto probabilmente il palazzo pubblico della città basso medievale e l'edificio che vi illustro è proprio parte, diciamo, costituisce la prima parte costruttiva del complesso, la più antica, e che poi è stata, diciamo, assolutamente incapsulata nelle fasi più tarde dell'edificio, per cui mi scuso preventivamente, ma di questa struttura le foto sono veramente molto difficili perché la parte più grande della struttura si trova praticamente all'interno di una tracerna, quindi è quasi fisicamente impossibile fotografarla. Qui vedete una delle immagini forse migliori che si riescono ad avere di quest'opera. Nella pianta in rosso, diciamo riempito in rosso, vedete grosso modo l'andamento complessivo dell'edificio originario che doveva comprendere un edificio di almeno 2 piani a pianta grossomodo trapezietale con nell'area diciamo nord un cortile probabilmente chiuso e a terminazione o una parete rettilinea oppure una torre che poi diciamo sarà ricalcata da una struttura di età successiva. Attualmente la foderatura interna di questa struttura è realizzata in questa muratura in blocchi invece di tufo, mentre la struttura, questa più antica di cui parlo, è in tufo cineritico, che però alla luce della revisione di tutta la stratigrafia che stiamo facendo praticamente in questi giorni, potremmo dire, dobbiamo considerarla probabilmente rispetto al muro in grossi blocchi ceneritici una rifoderatura successiva. Questa struttura in tufo ceneritico, che vedete quanto è lunga, si vede qui in prospettiva, probabilmente questo è l'unico tratto qui in basso, se io faccio vedere, che si vede, diciamo, quella che è la base, diciamo, il paramento, oltre a quello che si vede nella tracerna, scusatemi che torno indietro, esattamente, e poi si vedono evidenti le tracce di lavorazione sulla pietra, perché il tufo diciamo, ha conservato abbastanza bene le tracce di lavorazione. Anche in questo caso il materiale è di produzione, diciamo, viene da cave poste vicino a Cencelle, di dimensioni così come a Corfigno grandi, considerate che sono blocchi che arrivano ad avere anche una lunghezza di 60-70 cm, un'altezza che varia nel caso di Cencelle, dai 35 ai 45 cm, e anche questi blocchi assolutamente, diciamo, nuovi, di provenienza da cava,
e anche qui, come a Corfinio, nella fossa di fondazione che siamo riusciti in parte ad indagare, si sono ritrovate tutte diciamo, le rimanenze della lavorazione dei blocchi, che quindi anche in questo caso, come a Corfinio, avvenivano a piedopera. Ora, il muro di Cencelle all'interno della città non trova grossi confronti se non nel muro che delimita l'area funeraria annessa alla chiesa basso medievale e ad alcuni monumenti che si trovano nei pressi, proprio nell'areale, diciamo non lontano da Cencelle, come la Torre di Salcio, la chiesa di Rocca Respampani, che però sono, diciamo, monumenti ancora, diciamo, con una cronologia molto vaga, e quindi diciamo io li ho messi come possibili confronti, ma dal punto di vista cronologico non ci apportano novità rispetto a Cencelle, che invece cronologicamente questa struttura la possiamo sicuramente collocare massimo entro la prima metà del XII secolo, perché oltre alle scaglie di lavorazione dei blocchi, la fossa di fondazione ci ha restituito anche qualche frammentino ceramico, per cui diciamo riusciamo a avere diciamo un regge cronologico un pochino più preciso. Ora, i due contesti così lontani geograficamente, francamente, ci hanno fatto riflettere sulle motivazioni e su come in aree che sono abbastanza lontane da quelle che diciamo, la bibliografia ci porta sempre un po' alla ribalta per le problematiche appunto di questo tipo di murature, mi ha fatto diciamo, cercare di capire perché e per come di una precocità di attestazioni come quelle che vi ho mostrato. Allora, entrambi i siti hanno alle spalle, possiamo dire, una tradizione di lavorazione della pietra già in età alto medievale. Nel caso di Cencelle abbiamo ancora le mura di Leone IV, datata alla metà del IX secolo, si tratta di blocchi, anche in questo caso, nuovi, provenienti da cave nei pressi di Cencelle, mentre a Corfinio, è vero, è una pietra semplicemente spaccata, non lavorata, ma il Palatium della prima metà dell'VIII secolo, che è la sede gastaldale del Gastaldo di Galba, anche questa impiega in maniera, diciamo, molto efficace la pietra con un'ottima malta a base di calce. Ora mi direte che cosa c'entra la scultura alto medievale in tutta questa cosa. Il fatto che ci troviamo in territori dove la lavorazione della pietra ha una lunga tradizione, che in parte per quanto riguarda la squadratura è ancora molto ben attestata nella produzione della scultura. Tra l'altro scultura che è realizzata nello stesso, in molti casi con lo stesso materiale che poi vediamo costruiti i muri di età basso medievale, e che mi hanno fatto pensare che probabilmente, diciamo, la tradizione di squadratura fosse a livello locale molto viva e presente, e quindi una capacità di trattare questo materiale anche in forme, diciamo, particolarmente di livello, che possono essere state richiamate e conoscenze richiamate all'interno dei cantieri nel momento in cui invece una committenza che aveva le possibilità, che aveva le capacità economiche di realizzare imprese appunto architettoniche complesse, possono essere rientrate in campo. Considerate che ancora in età angioina, nella costruzione della rocca di Lucera, vengono chiamati scalpellini dall'area di Lanciano per sostituire gli scalpellini di provenienza diciamo francese, che erano stati mandati a costruire la rocca di Lucera. Quindi diciamo ci troviamo di fronte a aree in cui la lavorazione della pietra di alto livello e alto spessore ha diciamo una tradizione molto lunga. Questo al netto delle logicamente influssi e interferenze che ci possono essere state da provenienze esterne. Da questo punto di vista fondamentale secondo me è il discorso sulla committenza. Nel caso di Corfini abbiamo visto il committente è il vescovo Trasmondo, che ha una storia, adesso qui i tempi non mi permettono di raccontarvela, sarebbe molto interessante, però vi dico solo che proviene da una famiglia di origine borgognona,
che ha studiato a Monte Cassino e che è anche stato in qualche modo un grande conoscitore dell'età classica, un grande studioso dell'età classica, e che quindi questo ambiente culturale in cui si è formato e anche quello che era probabilmente l'ambiente della sua famiglia può aver contribuito a portare a questa reintroduzione, quindi essere committente di un'opera come quella che è la ricostruzione della cattedrale di Corfino. Discorso un po' diverso per Cencelle, dove non abbiamo per quest'epoca attestazioni così precise come per Corfino, e che quindi da una parte dobbiamo pensare che Cencelle è sempre una città di fondazione papale, è sempre rimasta sotto in un certo senso l'egida della corte papale, e i papi che si sono succeduti tra la fine dell'undicesimo e la prima metà del dodicesimo, anche culturalmente sono tutti papi che potrebbero benissimo essere stati i promotori e i committenti di questo edificio così importante nel centro della città. Il problema è che però per Roma al momento non conosciamo qualcosa di simile. Negli stessi anni a Roma si continua a prediligere il reimpiego del laterizio a fronte dell'opera quadrata, mentre non possiamo escludere che questa reintroduzione abbia avuto su questa reintroduzione abbia avuto qualche influsso l'area toscana, che sappiamo invece molto bene che in quel periodo, faccio un esempio su tutti, San Salvatore all'Amiata, ha restituito un tipo di muratura per molti versi simile a quella che vi ho fatto vedere. Sono riflessioni, come ho detto all'inizio, su cui appunto l'elemento su cui vorrei concentrare, oltre questo della committenza, è quello di un saper fare, di una tradizione di lavorazione del materiale litico che può aver sicuramente facilitato in un momento, in una congiuntura storica, qual è quella tra la fine dell'undicesimo e la prima metà del dodicesimo, la reintroduzione della nostra famosa opera quadrata. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio i conveners per aver selezionato questo contributo tra i 35 che ci hanno ampiamente sintetizzato, quindi spero insomma di in qualche modo soddisfare le aspettative. È un contributo che non si riferisce o in parte anche a risultati di uno scavo, mi riferisco a quello del Castello Carlo V di Lecce, ma è un contributo fondamentalmente che vuole dare un indirizzo di tipo metodologico per lo studio e per le considerazioni che se ne possono derivare delle macine, delle pietre da macina. Pietre da macina in contesti archeologici medievali, in ambito mediterraneo. E come esempio, quindi il lavoro sono anzi meno di 5, sono diventate 4 perché di partenza erano 6, poi nell'impaginazione sono diventate 4 pagine. Nelle 4 pagine in realtà le linee tracciate sono di tipo metodologico. Qui presenterò più cose di quante sono invece indicate nel volume. E condivido questa presentazione con Chiara Petrone, che è una giovane brillante specializzanda dell'Università del Salento, della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. Questo tipo di lavoro è un lavoro, è un focus che viene effettuato, diciamo, su uno studio un po' più ampio che riguarda l'analisi dei contesti mediterranei di produzione e uso delle rocce da macina, ma fondamentalmente di quelle che sono le cave di prestito rispetto alla produzione di questo particolare manufatto utilizzato diciamo, per usi diversi e che in qualche modo abbraccia anche un intervallo di temporale molto ampio, andando a ritroso fino alla media età repubblicana. Le macine a cui ci riferiamo fondamentalmente possono essere macine azionate manualmente, quindi con una leva attraverso la quale si imprime una rotazione, ruote idrauliche
o azionate da ruote idrauliche, quindi meccanismi idraulici, oppure da animali che diciamo, nella nomenclatura vengono anche indicati come centimoli, sia per produzione, diciamo, sia in corrispondenza di frantoi, ma anche di altri tipi di molitura. Quindi l'obiettivo principale del lavoro è quello di definire un criterio e un metodo di analisi del territorio per individuare le possibili aree sorgenti. Ovvero, spesso nello scavo si possono ritrovare delle macine spesso reimpiegate nelle murature, quindi non necessariamente coeve di quella fase insediativa, ma reimpiegate e difficilmente poi ricollocabili rispetto a un'attività produttiva di cui non c'è testimonianza. Allora, la cosa importante è anche poter individuare rispetto alla natura, adesso farò un passaggio un po' didattico, però in realtà è utile, diciamo, nel ragionamento complessivo, la natura, diciamo, della pietra della macina per verificare attraverso altri tipi di dati quali potessero essere le aree sorgenti, dove andare a cercare anche le cave di prestito. Ehm, e quindi per questo ci viene in aiuto sicuramente un'analisi micromorfologica effettuata con analisi petrografiche e sezioni sottili che in qualche modo ci definiscono una composizione mineralogica a cui associamo poi la tipologia di roccia. La roccia è associata alla formazione geologica, la formazione geologica è riportata nelle carte geologiche e quindi di conseguenza possiamo definire degli areali di competenza in cui poter cercare di individuare possibili tracce residuali di cave utilizzate per l'estrazione della roccia da macina. Ehm, il lavoro che viene fatto sulle macine non è finalizzato a se stesso, quindi non è soltanto la pura definizione di un tipo di roccia che può essere utilizzata per un'attività produttiva dove la macina diventa protagonista, ma di fatto diventa anche un indicatore socio-economico. Perché? Perché le macine di una certa manifattura e anche di una certa natura più difficilmente estraibili, più difficilmente lavorabili, ma di durata molto più lunga rispetto a quelle più fragili, e quindi adesso vi dirò a cosa mi riferisco, implicano chiaramente una committenza importante in grado di sostenere quel tipo di costo in un contesto produttivo importante, ok? Quindi limitando i costi di manutenzione, limitando le sostituzioni delle macine, perché le macine una volta consumate venivano chiaramente sostituite, altra produzione e altre spese. Quindi, che cosa si è voluto fare? Quindi raccogliere una serie di dati che partivano dai dati bibliografici, ma non solo bibliografici, anche attraverso ricerche d'archivio, cartografia storica, insomma diverse fonti di dati che sono state correlate tra di loro per definire i contesti archeologici appunto diacronici a cui associare la tipologia di macine. Come vedete andiamo dall'età del ferro come tipologia, quindi azionamento manuale, fino ad arrivare all'era contemporanea, passando chiaramente dal Medioevo. In particolar modo sulla destra vediamo una rappresentazione di Anderson del 2013 che si riferisce essenzialmente a macine ad azionamento manuale, quindi non idraulico. Allora, vediamo qual è la metodologia utilizzata attraverso questo diagramma di flusso. Allora, quali sono i dati di partenza? La di partenza, come dicevo, una ricerca bibliografica. La ricerca bibliografica è effettuata su cosa? Che è una sorta di review. Fatta su che cosa? Su tutti i lavori di contesto, anche di scavo, in cui sono state riportate e individuate frammenti di macine o macine intere e rispetto alla loro collocazione geografica, quindi dato geografico e dato di sito. La ricerca d'archivio
effettuata sulla cartografia storica fondamentalmente, ma anche sulle fonti storiche, sulle fonti documentarie, fornisce altri tipi di informazioni. Informazioni che in qualche modo possono riferirsi a un periodo più recente rispetto al periodo medievale, ma non sempre. In realtà, in qualche modo, sono connesse anche al dato più vecchio. Poi c'è la parte che riguarda il rilevamento geoarcheologico. E in che cosa consiste? Il rilevamento geomorfologico parte un po' da quello che vi anticipavo prima, ovvero verificare rispetto alle aree, alle rocce sorgenti, e adesso vi farò vedere a cosa mi riferisco, in un determinato contesto di studio, ma un contesto di studio che non deve essere solo locale, un contesto che può essere anche di natura regionale. Infatti partiamo in questo modo, in questo caso farò vedere un esempio, diciamo, delle macine del contesto salentino, diciamo, un contesto brindisino, salentino, leccese, ma in realtà ci sono diversi dati per la Basilicata, la Calabria, insomma diverse altre regioni, in cui le rocce affioranti in qualche modo forniscono la possibilità di approvvigionarsi rispetto a dei punti e anche a delle condizioni morfologiche particolari che favoriscono l'estrazione. E poi c'è la definizione della tipologia dei materiali da costruzione e le caratteristiche tecniche. Quindi, che tipo di materiale poteva essere estratto, quali sono le caratteristiche che potevano garantire una maggiore durabilità dell'utilizzo di queste macine nel tempo, quindi minore usura e quindi minori costi di manutenzione e di sostituzione, e quindi da mettere in relazione rispetto all'utilizzo. L'analisi dei dati effettua che cosa? Una ricollocazione geografica, un riposizionamento georeferenziato dei siti indagati, quindi derivanti da questa review bibliografica, distinguendo che cosa? Le aree sorgenti, che potevano anche essere cave, non necessariamente, però diciamo le cave di prestito, le cave di estrazione, dal reperimento del manufatto, quindi in aree di scavo oppure residuali, spesso addirittura si trovano reimpiegate anche nei muretti a secco. I muretti a secco hanno determinato, questo soprattutto in Basilicata, un riutilizzo massiccio, diciamo, di strutture rurali antiche nei muretti a secco, dove si ritrovano tanti materiali reimpiegati e a volte anche parti di macine. Di difficile collocazione, però si immagina, la macina c'è un certo peso, cioè c'è una certa dimensione, quindi è difficile portarle molto lontano rispetto all'area di origine. Però è deduttivo, non c'è una specifica, come dire, una precisione in questo. Le analisi mineralogiche e petrografiche effettuate sia attraverso analisi al microscopio che analisi al SEM permettono di definire la composizione mineralogica. La composizione mineralogica con minerali dominanti ci consente di definire il tipo di roccia e quindi di definire la durezza. Quindi la durezza noi la leghiamo nella scala di Mohs ai minerali, ma in realtà l'associazione di minerali definisce poi la durezza complessiva di una roccia. E adesso ve lo farò vedere. E poi la datazione delle macine rispetto alla tipologia costruttiva, perché come vi ho fatto vedere prima per le macine azionate manualmente, la forma, la tipologia, la raffinatezza, le scanalature sono tipiche di determinati periodi e quindi chiaramente anche il tipo di macina dà un indirizzo sull'età a cui poteva essere riferita. E che cosa ne facciamo poi di queste informazioni? Allora, definiamo degli areali di approvvigionamento on-site, quindi quelli che potevano essere le cave che potevano essere utilizzate vicino alla zona di scavo e quindi alla zona all'insediamento, oppure le aree di approvvigionamento off-site, cioè derivanti da luoghi e lungo rotte commerciali che chiaramente portavano determinati tipi di roccia che in quel contesto non sono affioranti e non sono reperibili. Per cui se trovo un granito in Puglia, è chiaro che il granito o il basalto doveva avere una derivazione che non poteva essere certamente quella on-site, sul posto. Ecco perché bisogna correlare. E poi tutto questo in realtà ci porta a cosa?
a valorizzare anche questi siti estrattivi, perché il sito estrattivo, vi farò vedere l'esempio bellissimo di Porto Migiano, a sud di Otranto, sull'Adriatico, diciamo, dove l'Adriatico e lo Ionio quasi si incontrano. C'è quest'area costiera con l'estrazione di decine e decine, ci sono di marker e di controimpronte di estrazione di cave e di macine. La valorizzazione quindi dei siti estrattivi, dei siti produttivi e dei manufatti per l'attività molitoria. E inoltre l'utilizzo del dato storico per la valorizzazione dei prodotti locali legati a un'attività molitoria moderna. Che significa? Significa che l'attività di ricerca può essere utile a una comunità che recupera una memoria storica rispetto a quella che poteva essere una tradizione e farne addirittura un brand rispetto a quello che poteva essere una tradizione locale, che ha le radici, che affonda le radici poi su quello che lo studio fornisce. Quindi, come vi dicevo, si parte da che cosa? Composizione mineralogica, minerali, scala di Mohs che definisce la durezza dei principali minerali e accanto ho associato il tipo di roccia, quindi in cui quei minerali sono presenti. Come vedete, chiaramente andando dal talco, dalla steatite, che è un minerale, diciamo, polveroso, diciamo, molto laminare, fino al diamante, abbiamo una crescita radicale della durezza, e la durezza si misura anche in termini relativi. Accanto vi ho messo la durezza del vetro, di un metallo, di una moneta o dell'unghia. Dell'unghia ha una durezza di 2,5, quindi incide la calcite ma non incide il quarzo. Questo perché chiaramente anche velocemente si possono effettuare queste verifiche. A destra che cosa vi ho inserito? Oltre ai minerali che definiscono la scala di Mohs codificata, tutti gli altri elementi, gli altri minerali hanno una loro durezza. Quindi c'è una scala più ampia, più complessa, che definisce la durezza di vari minerali presenti all'interno di una roccia. Quindi nell'insieme definiamo la durezza della roccia. In particolar modo, perché serve questo? Perché ci sono delle rocce come i conglomerati, i microconglomerati, che sono composti da frammenti litoidi derivanti da rocce molto diverse, quindi è un mélange cementato di frammenti di roccia, ognuna con la sua durezza. E fondamentalmente il microconglomerato, che si trova in diverse formazioni appenniniche, costituisce un ottimo materiale per le macine, perché ha una elevata quantità di quarzo. Il quarzo ha una durezza 7, quindi molto poco erodibile, molto poco in qualche modo garantisce, ecco, una durabilità nel tempo maggiore. E sulla destra vedete un po' come si presenta. Quindi fondamentalmente che abbiamo? Abbiamo i vari tipi di roccia con i valori della scala di Mohs sulla destra, e poi sulla mia sinistra. Sulla destra invece ho evidenziato i principali tipi di roccia che in qualche modo possiamo trovare in contesti di scavo, quindi quelle semplificate: basalto senza andare nel dettaglio, graniti, quarziti e arenarie calcaree, carbonatiche o comunque calcari e arenarie. Come vedete, il range della durezza si contiene tra 5 e 6, quindi i calcari, le calcareniti, le calcilutiti sono tipiche di molte cave del Salento, ma hanno una durezza bassa, il che significa che nell'attività molitoria l'attrito produce un'erosione della pietra che viene rilasciata insieme a ciò che viene macinato e poi viene setacciato per evitare, diciamo, come dire, per separare la farina, diciamo nel caso di cerealicoli, dalla roccia. Però è chiaro che quest'usura produce una più veloce consunzione della roccia e quindi la necessità di sostituirla e maggiori costi di manutenzione. Qui vengono riportate alcune immagini al microscopio di sezioni sottili
di diversi litotipi legati alle macine, dove fondamentalmente la ricerca è soprattutto nella quantità di quarzo. Maggiore è la quantità di quarzo, maggiore è la durezza. Quindi le quarziti sono delle arenarie molto ricche in quarzo, sono presenti in alcune formazioni geologiche appenniniche, certo non in altre regioni. Quindi individuando una quarzita io so che devo trovare quelle formazioni geologiche, dove sono collocate rispetto alle zone di interesse insediativo, di scavo, di indagine, e allora cerco un attimo di capire se potevano in qualche modo essere collocate sul posto. Sì. Per quanto riguarda lo stato dell'arte, quindi fondamentalmente non ci sono tantissimi studi fatti in Italia. C'è questo studio dell'Auriem Metalli che identifica soprattutto le cave di prestito e estrazione delle macine lungo le zone costiere. Lauriemma è un'archeologa subacquea, quindi lavora soprattutto, diciamo, in questi contesti. E poi fondamentalmente ci sono due bei volumi non recentissimi, cioè uno è del 2021, l'altro 2014, che in qualche modo fanno un po' un punto sulla tipologia di estrazione, diciamo, delle quarries, quindi delle cave di estrazione delle macine. Qui vedete un caso, il caso delle diverse cave litoranee. Come vedete sono ben evidenti le tracce e le controimpronte di estrazione, in parte alcuni elementi residuali, quindi quando diciamo, vediamo queste forme arrotondate, tagliate sulla costa, e poi perché sulla costa? Perché era più facile poi prenderle, imbarcarle e quindi portarle nelle diverse attraverso chiaramente le imbarcazioni, spostarle, diciamo, quindi rispetto ai luoghi di committenza. Quindi sulle coste c'è una maggiore frequenza di presenza di cave di estrazione rispetto magari alle aree interne. Questa tabella, che è sempre associata allo studio dell'Auriemma, qui ho evidenziato con una colorazione diversa il tipo di roccia e quindi anche le caratteristiche specifiche, le dimensioni che sono state poi definite per quanto riguarda le macine, e quindi anche per fare un discorso di dimensionamento, quindi quantitativo. Quindi vedete qui la distribuzione dei siti che sono stati presi in considerazione, e rispetto chiaramente a quello che è stato ritrovato in questi siti, quindi macine in basalto livinico, in riolite e rocce laviche, è chiaro che non sono associate a un'estrazione in posto, ma provenivano da varie derivazioni. Le rocce laviche in parte di provenienza etnea, ma in realtà potevano essere, rispetto alla composizione, di origine differente, quindi da Rocca Monfina, dal Vesuvio, etnea, dei Colli Albani e dall'area flegrea, oltre che dall'Egeo. Poiché ci sono diversi siti, come vi ho fatto vedere qui diciamo in queste immagini, di estrazione di calcareniti che poi venivano modellate a mo' di macina, chiaramente dobbiamo immaginare che quel tipo di committenza immaginava già una produzione, ecco, un numero di macine molto elevato, proprio perché in qualche modo era consapevole della velocità di erosione e quindi del tempo di durata di ciascuna macina in base alla produzione. Qui vedete un esempio dello scavo Carlo V nella piazza d'armi del castello Carlo V a Lecce, ho finito, dove vedete il riempiego nella muratura più recente. E il passaggio quindi fondamentalmente da macine ad azione manuale o attraverso animali di sezione troncoconica a quelle circolari, che comincia a avere un impulso soprattutto a partire dal X secolo. Quindi aumentano molto i mulini, che invece prima erano molto meno presenti. Quindi i mulini ad azionamento idraulico cominciano ad avere un impulso e una presenza maggiore, quindi anche testimoniata nelle fonti, nella bibliografia, a partire grossomodo dal X-XI secolo. Questo è l'esempio che vi dicevo della torre di Portomigiano nel Salento. Come vedete sulla destra è indicato uno schema in una sezione topografica dove c'è il livello del mare, in parte sono sott'acqua, in parte sono subaeree.
e arrivo alle conclusioni finali. Vedete qui, questa è una foto dall'alto dove si vedono le controimpronte di estrazione delle macine proprio al di sotto della torre. Qui invece sono rappresentati due schemi di come veniva effettuata la lavorazione e come dalle aree costiere diventava più semplice diciamo l'imbarco, ecco, delle imbarcazioni per portarle nelle diverse destinazioni. Quindi, riassumendo, è importante conoscere le proprietà fisiche di queste rocce perché ci consentono di individuare le aree sorgenti. Le zone costiere nella maggiore presenza e frequenza risultano strategiche perché chiaramente direttamente collegate al trasporto marittimo e l'apporto, diciamo, dei dati geoarcheologici diventa importante per avere chiaramente un approccio di studio e di conoscenza integrato molto più completo per definire non solo il fatto che lì c'è una macina, ma che tipo di macina, dove potesse provenire e quindi di conseguenza, come vi dicevo all'inizio, dedurre anche delle condizioni socio-economiche locali e della committenza. Vi ringrazio. Buon pomeriggio. Vedi, Sì, ok. convinta. L'intensa attività di ricerca archeologica dell'Ateneo Foggiano e la produttiva collaborazione con il Laboratorio di Archeobotanica dell'Università del Salento ha visto negli ultimi 15 anni l'acquisizione di una discreta mole di dati archeobotanici relativi all'area della Puglia settentrionale, frutto di un approccio metodologico multidisciplinare ben consolidato e strutturato, in cui la pianificazione del campionamento, le stratigrafie e le analisi dei resti vegetali costituiscono una componente essenziale nell'ambito dei numerosi progetti attivi sul territorio. Per la capitanata medievale disponiamo ad oggi di analisi indirizzate prevalentemente allo studio dei macroresti vegetali, tessuto legnoso combusto, antracoresti, semi e frutti carporesti, accanto a 3 sequenze polliniche prelevate presso il sito Erdoni alla metà degli anni 90, il lago Battaglia nel 2007 e infine la laguna di Salpi nel 2023. I risultati di tali ricerche, distribuiti in una varietà di pubblicazioni e tesi di dottorato, sono qui proposti ed analizzati all'interno di una prima sintesi dedicata ai soli resti carpologici, quali indicatori per la ricostruzione del paesaggio agricolo, dei trend produttivi, delle dinamiche di gestione del territorio e per lo studio delle pratiche alimentari, osservati sul lungo periodo. 6 sono gli insediamenti coinvolti nel censimento, dislocati lungo la catena dei Monti Dauni con i contesti alto-medievali di Faragola e depositi delle città abbandonate di Castelfiorentino e Montecorvino. Nel Tavoliere con i poli insediativi San Lorenzo in Carmignano e Masseria Pantano e infine sulla costa con il sito pluristratificato di Salapia e Salvi. Consapevoli delle specificità interpretative che i resti carpologici rivestono rispetto sia alle dinamiche insediative delle singole aree di studio, sia agli aspetti contestuali diversi per tipologia e funzione, come i piani di frequentazione, focolari, mondezzai, ristoccaggio, il quadro di sintesi presentato si basa sulla sistematizzazione e lettura delle principali categorie economiche e alimentari, esaminati in termini di presenza-assenza lungo un arco cronologico compreso tra la fine del V e il XV secolo. Ad uno sguardo generale è evidente come siano i secoli del basso medioevo ad essere più rappresentati, consentendo la costruzione di una banca dati più solida. Ben diverso è il quadro ricostruttivo per le età più risalenti, evidentemente parziale, considerando le sole attestazioni rinvenute nei siti di Faragola e Salapia e la totale assenza di informazioni per i secoli centrali del Medioevo. Uno stato questo dettato più dalle scelte della ricerca che da una reale carenza o assenza di dati. Le numerose attestazioni archeologiche di silos come modalità di stoccaggio preferenziale della capitanata medievale, probabilmente attivi già nell'XI secolo, rappresentano la testimonianza archeologica del ruolo essenziale che la pratica cerealicola riveste nel sistema economico del territorio. E i dati carpologici ne confermano la centralità. Per tutto il Medioevo emerge chiaramente il valore assunto dal binomio grano-orzo, ben consolidato nel tempo. Un'analisi approfondita dei resti, però, mostra un quadro cerealicolo più articolato, che seppur con i limiti descritti dalla banca dati, va profilandosi a partire dal VII secolo.
Il sistema appare basato su una gestione dei coltivi indirizzata verso raccolti primaverili e autunnali, verosimilmente con l'obiettivo di massimizzare la produzione e minimizzarne le perdite. Gli assemblaggi cerealicoli attestano infatti l'associazione costante di cariossidi di grano nudo, grano vestito come il farro e l'orzo, quest'ultimo riconosciuto nei diversi contesti, tanto nella forma vestita quanto in quella nuda, nella varietà distica e polistica, come esplicitato nelle analisi edite sui campioni dei siti di Faragola e Montecorvino. Più rara è la menzione di cariossidi di farro piccolo, segnalato solo nei contesti di VIII secolo del villaggio di Salavia. Interessante infine è il rinvenimento di cariossidi di combusto di miglio, un cereale cosiddetto minore tradizionalmente legato ai sistemi agricoli dell'Italia centro-settentrionale, che inizia a essere documentato nei contesti più meridionali di Campania e Molise solo a partire dall'età romana per essere poi presenti anche nel Medioevo. L'unica attestazione di miglio per la Puglia medievale proviene dai contesti datati a partire dal XII secolo nella città di Montecorvino, sorta in un'area di frontiera come quella dei Monti Dauni. Un elemento a supporto di una produzione locale di miglio, inoltre, sembra provenire dalle analisi paleonutrizionali svolte su un campione osteologico della città. Lo studio infatti conferma come gli abitanti abbiano un'alimentazione variegata che comprende anche il consumo di piante C4, categoria in cui rientra il miglio. Sarà quindi importante approfondire con futuri lavori il ruolo dei cereali minori nella regione, come potenziali indicatori in relazione a fattori ambientali, economico-fiscali, alimentari e culturali. La varietà di legumi identificata nei diversi contesti archeologici conferma il loro ruolo chiave nell'alimentazione e nelle pratiche di rotazione dei campi come fertilizzante naturale dei suoli, evidenziando la complessità della gestione agricola medievale. Accanto alle comuni vecce coltivate prevalentemente come foraggio, protagoniste principali delle tavole dei campi sembrano essere le fave, attestate per tutto il Medioevo nella varietà minuta. Solo nel XV secolo si affiancano nel territorio di Capitanata i resti delle varietà equina, originatasi in Sicilia nell'VIII secolo e giunta nel Salento con i Normanni e da qui diffusasi. Se i rinvenimenti di pisellici, cerchi e lenticchie risultano essere frequenti nel territorio, più sporadici sono i resti di ceci, ad oggi documentati solo dal XIII secolo e nei siti dell'Arco dei Monti Dauni di Castelfiorentino e Montecorvino. Uva e olive appaiono essere le produzioni più attestate nei contesti di studio per tutto il periodo considerato, con una certa esclusività nei secoli dell'Alto Medioevo. Solo dal XIII secolo il quadro tassonomico espresso dagli assemblaggi carpologici si diversifica e arricchisce notevolmente. Noci, nocciole, pruni di varie specie, meli, pere e sorbo sono, per menzionarne alcuni, si affiancano ai tradizionali uliveti e vigneti, delineando una progressiva espansione della frutticoltura e il crescente impatto antropico sul territorio. Una menzione particolare merita il rinvenimento di semi del genere Citrus dal sito di Montecorvino in contesti datati alla fine del XIII secolo, un dato che anticiperebbe la diffusione degli agrumi nella regione rispetto alle più tarde attestazioni salentine. Alcuni campioni provenienti dai siti di Salpe e Montecorvino, inoltre, si distinguono per una frequente e particolare frammentazione dei resti di endocarpo di olive, subite in antico. Tali elementi sono probabilmente da intendersi come indicatori indiretti dell'attività estrattiva dell'olio, verosimilmente praticata negli insediamenti. Ma non solo l'olio evo, i contesti federiciani di Montecorvino testimonierebbero anche la contestuale produzione e consumo di olio di lino. Dal punto di vista biometrico, infatti, i semi rinvenuti nel settore produttivo della città appaiono vicini a quelle varietà di lino coltivate prevalentemente per la produzione di olio, sulla base dei parametri biometrici individuati dallo studio sperimentale condotto dai colleghi del laboratorio di archeobotanica, il cui riferimento è citato in diapositiva. Generalmente associato in primis all'attività tessile, sulla base dei dati acquisiti allo studio, il lino sembra aver avuto il suo maggiore impiego come pianta oleosa. Infine gli orti. Componente essenziale della quotidianità dei villaggi e della città medievale, le piante ortive e le spezie risultano essere più difficili da rintracciare nei depositi archeologici. Come si può notare, le attestazioni in Capitanata sono veramente esigue. Infatti, solo 2 siti coinvolti nello studio hanno restituito resti mineralizzati appartenenti alle famiglie delle cucurbitacee, a testimonianza del consumo diretto di zucche, meloni e cetrioli.
Tali resti provengono principalmente dagli strati di riempimento di pozzi e aree di scarico, contesti che grazie alla formazione di particolari condizioni ambientali ne hanno favorito la conservazione. In conclusione, le analisi archeobotaniche sulla capitanata medievale evidenziano un sistema agroalimentare diversificato e policulturale, fondato principalmente su una cericoltura articolata e ben consolidata nei secoli e una gestione del territorio che si intensifica in particolar modo dal XIII secolo in poi. Come accennato all'inizio di questa presentazione, il quadro proposto è da intendersi preliminare e parziale. Le linee di ricerca percorse negli ultimi anni hanno evidentemente favorito fasi insediative cronologicamente più tarde, ma siamo fiduciosi che il proseguo delle indagini sistematiche sul territorio possa incrementare i dati a nostra disposizione, in particolar modo per i secoli meno noti, necessari per la migliore comprensione delle dinamiche economiche e delle pratiche adottate dalle comunità che nel tempo hanno modellato il paesaggio agrario di Capitanata. Grazie. Allora, grazie, scusate la tosse, grazie molte per l'invito alle organizzatrici del convegno, è dovuto, è un piacere. Grazie molte ai coordinatori della nostra sezione. Allora io a nome degli autori, non solo mio, ma degli autori che vedete qui nella slide, vi parlo rapidamente di un sito molto noto che è quello della Torre di Donoratico, noto sia storicamente che archeologicamente perché storicamente dal XII secolo fu sede di un ramo molto importante della famiglia della Gherardesca, i conti di Donoratico, di cui è celebre esponente Ugolino della Gherardesca. È celebre anche per le indagini archeologiche più che decennali che furono avviate nel 2000 e sono state coordinate da Giovanna Bianchi, che è una delle autrici del contributo, e che hanno inserito di fatto Donoratico fra i casi studio del fenomeno dell'incastellamento toscano. Questo nostro lavoro però si indirizza allo studio specifico di una classe di indicatori della produzione siderurgica, scusatemi, rinvenuti sul sito proprio nel corso delle indagini archeologiche. Di questo approfondimento Paolo Mascanzoni, che è un altro degli autori, ha fatto la sua tesi di laurea magistrale. A sua volta la tesi si inserisce nel più generale studio della lavorazione del ferro nella Toscana meridionale marittima fra, diciamo, IX e XI secolo, è quello coperto dal nostro specifico contributo, un tipo di studio che è stato promosso e nuovamente, diciamo, rivitalizzato grazie, negli ultimi anni, grazie al progetto ERC Neomed che abbiamo avuto in tante occasioni, insomma, opportunità di illustrare. Questa rivitalizzazione nasce anche da una nuova serie di analisi archeometriche, da un approccio multidisciplinare e fortemente archeometrico al tema della produzione, diciamo approccio che già c'era ma che è stato ulteriormente potenziato. Allora, per non perdermi nella descrizione, vi porto immediatamente nell'area della ricerca, quindi Toscana Marittima Meridionale. Il sito lo vedete rappresentato da quel pallino rosso, così vedete che il sito è sostanzialmente posizionato sulle colline prospicienti le pianure costiere prossime, da un lato diciamo a San Vincenzo, alla parte della Val di Cecina, e prossime anche però al Golfo di Follonica. In quelle colline diciamo inquadrate col toponimo generale di colline metallifere che hanno fatto la storia anche dello studio dei cicli produttivi legati alla valorizzazione delle risorse del sottosuolo in questa parte di Toscana. E il sito stesso in realtà insiste su un luogo che è uno dei luoghi pur marginali, però dove si concentrano alcune delle risorse, delle materie prime che sono sempre state alla base dei cicli produttivi di trasformazione del minerale dei metalli base, quindi piombo, rame in particolare. Non sappiamo quanto valorizzati in questo precisissimo caso, però direi che è rilevante notare la vicinanza topografica del sito e delle risorse, perché questa è una costante abbastanza significativa in questa parte di Toscana. Aggiungo, come vedete nei riquadri, che intorno a quest'area
insistono tutta una serie di permessi di recupero di scorie delle lavorazioni metallurgiche che in senso molto generico i rapporti della prima metà del Novecento indicano come scorie siderurgiche, ma in realtà che sono state rianalizzate in alcuni casi anche molto prossimi al sito, sono in realtà scorie della lavorazione dei metalli base, quindi in realtà ecco un mondo di valorizzazione della risorsa del sottosuolo abbastanza più articolato di quello che era in maniera piuttosto semplicistica riferito esclusivamente alla siderurgia, e aggiungo anche cronologicamente, perché si è sempre ritenuto che tutte queste scorie fossero tutte senz'altro e soltanto di periodo etrusco-romano. In realtà, ora ve lo dirò fra un attimo, insomma, le cronologie di queste valorizzazioni dei minerali ferriferi e di quelli dei metalli base sono un po' più ampie. La ricerca archeologica sul sito ha individuato una lunghissima frequentazione di questa altura. Io qui ho scelto una ricostruzione molto significativa, però basso medievale. In realtà noi ci occupiamo di una fase nel nostro contributo, in questo caso più antica, e la frequentazione dell'altura in ogni caso è ancora più antica perché inizia già dal IV secolo a.C. E poi diciamo diventa particolarmente consistente fra l'VIII e il X secolo per la presenza di un insediamento costituito da capanne e palizzate, un insediamento importante anche storicamente perché è stato identificato come una delle corti donate al monastero di San Pietro in Palazzuolo, che è un monastero regio, quindi un ente estremamente rilevante dal punto di vista politico, diciamo, anche economico in questa porzione di Toscana, e fu ceduto dal fondatore, primo abate Valfredo, al momento stesso della sua creazione, quindi siamo alla metà dell'VIII secolo. La parte, diciamo, le vere grandi trasformazioni di questo sito si collocano per l'appunto nella seconda metà del X e la prima metà dell'XI secolo, quando il villaggio si trasforma in un insediamento che sfrutta, diciamo, materiali lapidei e si costituisce veramente, diciamo, un insediamento anche dal punto di vista monumentale particolarmente significativo. Un grande investimento legata alla politica di investimenti appunto di epoca ottoniana e su alcuni siti, riconoscibile su alcuni dei siti dell'Alta Maremma, fra i quali Donoratico, e che in questo caso porta alla costruzione di un grande circuito murario in pietra, di un ampio ridotto difensivo interno e di una torre in pietra e della costruzione di una prima chiesa. Perché ve ne parlo? Perché questo grande cantiere è il responsabile del rinvenimento di moltissimi dei materiali che ci interessano, perché la rimozione delle stratigrafie più antiche, che è legata alle grandi attività di questo cantiere, ha portato in luce tutta una serie di reperti che sono relativi a specifici cicli produttivi. Uno è quello che ci interessa oggi, che è quello siderurgico, di cui vedete delle cronologie che testimoniano la lunga diacronia delle attività siderurgiche rinvenute in questo sito. L'altro è un altro ciclo produttivo particolarmente complesso, che è quello della vetrina sparsa, a proposito di combinazioni, diciamo, di analisi combinate di cicli. Perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché le materie prime di questi cicli produttivi ci riportano di nuovo alla definizione dei circuiti della produzione, cioè le materie prime, il piombo in questo caso, dei rivestimenti delle vetrine sparse, è un piombo che arriva da varie parti, anche dalle colline metallifere stesse. E questo è il primo dato indiretto della coltivazione di quei solfuri che insistono esattamente nel luogo dove il sito si sviluppa a partire dall'VIII-IX secolo. Rapidamente la parte siderurgica. Avete già qui nella slide un riepilogo delle fasi in cui noi abbiamo indicatori di produzione. Quelli che ci interessano di più sono quelli di X-XI secolo, ma non voglio scordare di ricordare, scusate il gioco di parole, il lavoro di Francesca Panicchi, tra l'altro all'epoca coordinato da Vasco La Salvia, lavoro di dottorato, che si è occupato della produzione siderurgica di IX secolo. Questo è il nostro lavoro riepilogato in un'unica slide.
Le scorie sono state ricollocate nel matrix stratigrafico e a sua volta riferite a 24 attività che si collocano con molta precisione fra X e XI secolo, sono state distinte ovviamente per funzione e step produttivo. Sono numerose, vedete che sono quasi 1500 reperti, riflettono una produzione non episodica, hanno fornito dati utili di carattere tecnologico e caratterizzano questo sito in un momento cruciale della sua storia. Rapidamente scorro queste che sono immagini note a tutti quelli che si occupano di archeometallurgia, quindi classificazione macroscopica e studio al microscopio ottico metallografico. Qualche caratterizzazione specifica e dedico gli ultimi 2 minuti a questo, presenza di, allora nelle scorie di forno alcune cose sono ovvie, altre meno, diciamo che da un lato è normale che ci siano gocce a massi di ferro metallico, lo sapete perché siamo in ambito preindustriale, diciamo è più interessante notare che ci sono dei relitti di idrossidi di ferro, questo diciamo lo metto un attimo da parte. Caratteristiche delle scorie di colata, quindi rapido raffreddamento, qualcosa di molto carino, in particolare la presenza delle lamelle di forgia, sono cose normali per chi studia l'archeometallurgia, a me continuano a piacere molto e quindi diciamo ne ho selezionate 2, 3, anzi proprio di numero e vado oltre. Allora, sto chiudendo. Allora, qual è il punto a cui noi siamo arrivati col nostro lavoro? Allora, intanto abbiamo riconosciuto tutti gli step produttivi. Già Francesca Panichi aveva messo a punto alcuni dati molto significativi. Noi possiamo confermarli anche per il X-XI secolo. Quindi abbiamo la frantumazione, che è il primo degli step ovviamente fondamentali nel ciclo di produzione, l'arrostimento perché abbiamo magnetismo nei minerali, abbiamo scorie di riduzione e scorie di forgia, ma non abbiamo le strutture. Questo è molto significativo perché vi ho detto pur rapidamente che siamo in ambito di dislocazione da cantiere. Abbiamo approfondito l'approvvigionamento delle materie prime e questo è il dato che secondo noi è rilevante. Perché? Perché da un lato abbiamo la certezza dell'utilizzo delle matite Elbana, quindi di una circolazione transmarina dall'isola d'Elba alla costa, in una cronologia che non è per niente scontata, dall'altro abbiamo l'evidenza dell'utilizzo combinato di idrossidi. Ora, questa combinazione di diverse materie prime è molto significativa perché noi abbiamo una serie di riscontri di questa pratica che non è episodica e non è nemmeno estemporanea, è una pratica ricercata per produrre un tipo di ferro più tenace. L'abbiamo provato, diciamo, con l'archeologia sperimentale e abbiamo ottenuto effettivamente un blumo più tenace, cioè meno facile alla corrosione e fra l'altro questo risponde anche a una pratica che nella trattatistica si trova e anche, diciamo, ha una serie di prescrizioni, anche dei documenti scritti, per esempio, relativi ai fabbri dell'Aniata. Concludo con l'ultima immagine e vi lascio anche la breve lettura di questo testo per dire che quello che noi abbiamo fatto ad Onoratico è un pezzetto di una strada più grande. La strada più grande è quella della ricerca dei sistemi di approvvigionamento e delle ragioni per cui questi sistemi di approvvigionamento complessi funzionano e possono funzionare. Possono funzionare perché siti come Donoratico, sui quali noi rileviamo grandi investimenti in questa fase storica, e non è il solo, e naturalmente ce ne sono altri, uno per tutti il sito di Vetricella, da cui tutto poi si può dire è partito, da quella storia, da quelle analisi, sono dei siti chiave di una rete che permette alle materie prime di essere scambiate, che favorisce l'identificazione di quelli che noi chiamiamo dei nodi, cioè dei luoghi dove si possono avere diversi tipi di approvvigionamento e la gestione di cicli produttivi complessi, nel caso di questo sito la ceramica e il metallo in trasformazione dal minerale al metallo, e questo si lega tutto insieme in un sistema economico che non è esclusivamente locale, ritorno alle cose interessantissime, diciamo, che i nostri coordinatori ci proponevano, no? Ma che rientra invece in un disegno più ampio
che ha in questa fase storica un attore primario, che è il potere pubblico. Questi sono siti particolarmente interessanti da studiare per l'archeologia perché ci pongono di fronte delle evidenze che non possono essere ridotte né, diciamo, a un tipo di scala di soddisfacimento di bisogno locale, e neanche possono essere, diciamo, ricondotte alle peculiarità territoriali che pure sono presenti, ma vanno lette in una prospettiva storiografica un po' più ampia, che mette al centro appunto le intenzioni, gli obiettivi, i sistemi economici e di scambio che da questa parte di Toscana marittima e meridionale poi si espandono oltre anche l'Appennino e senz'altro verso le aree interne del Valdarno, nel nord della Toscana e il Monte Amiata, come vedete nell'ultima immagine. E io ho terminato. No. Breve anche la discussione. 5 minuti. Allora salutiamoci e via. No, c'è se qualcuno. c'è qualche intervento, credo che sia più interessante sentire Certo. gli interventi degli autori o del pubblico. O se la stanchezza non prevale, abbastanza. Dite voi. Se volete Non qualcosa da attaccatevi. Buonasera a tutti. dire. No, deve parlare. Ah, ok, vabbè, posso anche perché ho preso un po' di appunti. Allora, grazie mille in realtà per la puntualizzazione, davvero, perché comunque ovviamente accolgo fortemente questo, soprattutto allo stato della ricerca in cui mi trovo. Quindi le trovo fondamentali e riconosco sì che presentare il diagramma stratigrafico insieme a quello tecnologico-produttivo sarebbe stato sicuramente il valore aggiuntivo. Ah no, sì, è vero, hai ragione. Magari ci parliamo anche dopo. Sì, però ti volevo rispondere direttamente. Ecco, quindi è anche spazio permettendo, abbiamo citato tantissime volte queste 5 pagine, sarebbe stato sicuramente utile anche citare molte più US o comunque rappresentarle meglio. Credo di essermi spiegata male e probabilmente anche lì deriva la confusione, soprattutto all'associazione del Matrix con Biringuccio 3, però vorrei precisare che quegli strati che in realtà si vedevano poi nella slide che è passata non erano direttamente legati alla produzione della campana, bensì al ciclo, insomma, della produzione, bensì erano dei riempimenti legati più che altro alla sua dismissione, soprattutto i primi 3 o 4. Gli ultimi 3 più legati, sicuramente più interessanti, più legati direttamente alla produzione, sono anche rimasti in loco perché uno dei 3 recava la forma della campana, insomma. Poi non voglio ovviamente dilungarmi, ci tengo però anche a precisare che non voleva neanche essere l'ennesimo articolo sulla produzione delle campane, senza ovviamente nulla togliere neanche alla nostra, che comunque da quel punto di vista, sono sincera, non aveva niente poi di speciale rispetto anche alle altre, se non la posizione in cui si trovava, quindi all'interno del refettorio, ecco, era più importante quello, dal mio punto di vista ovviamente, però anche qua potete correggermi, rispetto alla produzione in sé, perché effettivamente quella ci sembrava abbastanza lineare e abbastanza comprensibile nella sua semplicità, ecco. La cosa forse più interessante della fornace della campana di San Galliano è proprio la posizione, quindi all'interno del refettorio dismesso, un po' i dati che ci hanno dato le analisi archeometriche, che sì, effettivamente non ci davano la datazione, non ci davano la provenienza, però comunque sono stati lo stesso molto utili per ricostruire alcuni passaggi. Il fatto che siamo riusciti a riconoscere quella che è ancora la campana in posto a Montesiepi e quindi in realtà poi la paternità anche del produttore del campanaio, che era un campanaio senese, cioè io volevo tanto mettere l'attenzione su questo, che poi, ecco, penso che leggendolo ora mi direte, forse si capisce effettivamente la parte stratigrafica ha avuto quindi è stata un po' marginalizzata e ripeto, in queste 5 pagine magari è stata sacrificata, quindi ne prendo atto e riconosco che sicuramente la debolezza poi del contributo era quella. Quindi volevo rispondere. Sì, il contributo aveva... No, devo parlare. No, sì. Il contributo aveva, non aveva, avrà in futuro tanti elementi di interesse. Uno tra quelli che non ho accennato, mi sono dimenticato, ma mi sono dimenticato cose anche su altre relazioni, era il fatto che avete la fossa e avete la campana.
Quindi avete il diametro e l'altezza, che sono delle variabili importanti. Avete la quantità di bronzo fuso che rinvia alla fornace fusoria. Quindi avete tutto un discorso che in 5 pagine non hai affrontato e non si poteva affrontare perché diventava una monografia. Quella sezione così confermi che è la sezione dei riempimenti post estrazione della fornace. Ma non poteva essere diversamente, perché la campana non ci sarebbe mai entrata con quei riempimenti, o la campana o i riempimenti, però pubblicata come è stata pubblicata Infatti ho compreso. faceva venire dei dubbi, credo, Ho capito legittimi. dove era Però niente, la questione del refettorio sì è interessante, forse in una logica locale, però ormai ne conosciamo tante e credo che fondessero campane Qualsiasi ovunque, nella navata centrale, dietro l'apse, davanti alla porta d'ingresso che sembra irrazionale. Cioè, ci sono tante relazioni. Poi voi avete la questione del disuso. Sì, ma infatti no, lì non era tanto a quel punto No, non è posto questo, in è quello cui, il che posto in cui vorrei era dire. fusa, ossia il refettorio, quanto farci comprendere che a quel punto, in quel momento lì, in quella data precisa, il refettorio non era più in uso dai monaci. È stato importante per quello capire che era all'interno del refettorio, non tanto perché era in una struttura che non fosse una chiesa o vicino a un campanile.